Il più cordiale saluto amici della Wisport, Antonio Caroè è pronto a raccontarvi del sesto turno del campionato giovanissimi regionali per il girone C. Siamo al comunale di Giardini Naxos e grazie all'ausilio delle immagini curate dal nostro Federico Longo siamo pronti a raccontarvi di Giardini Città di Messina. I ragazzi di Mister Fiumara hanno raccolto un punto la scorsa settimana grazie al pareggio interno contro la Free Time. Dall'altra parte invece i ragazzi di Mister di prima hanno giovato del turno di riposo. Di seguito le scelte delle Città di Messina con il numero 1 Frisone, 2 Pellizieri, 3 D'Angelo, 4 Spadaro, 5 Venuti, 6 Majorana, 7 Gemellaro, 8 Gugliandolo, 9 Fiumara, 10 Maceli, 11 Auliera. Dall'altra parte invece con il numero 1 Basile, 2 Dovara, 3 Costanzo, 4 Di Bella, 5 Vava, 6 Bavastrelli, 7 Santoro, 8 Muratori, 9 Millauro, 10 Scuderi e 11 Mannino. È praticamente tutto pronto per raccontarvi del primo tempo. In maglia rossa e pantaloncini neri il Città di Messina attaccherà da sinistra verso destra dei vostri videoschermi, viceversa in tenuta nero-azzurra il Giardini da destra verso sinistra. La prima occasione per il Città di Messina con questo tentativo da parte del numero 10 Maceli di servire Auliera. L'anticipo però da parte del portiere Basile, ancora una volta Maceli protagonista, qui viene praticamente atterrato da Basile. Il direttore di gara non comanda il calcio di rigore, resta più di qualche dubbio grazie anche al nostro replay. Poi un lancio lungo ancora una volta per Maceli che a tu per tu con il portiere Basile però manda alle stelle il destro. Il Città di Messina continua a spingere in avanti, c'è questa conclusione dalla distanza ribattuta dalla difesa del Giardini, poi di gran carriera arriva il numero 6 Majorana, c'è una deviazione da parte della difesa del Giardini, il pallone entra in porta e il Città di Messina trova il gol del vantaggio. Incredibile la parabola che va a superare Basile. Il gol da parte di Majorana al minuto 13 porta avanti i giallorossi sul campo del Giardini in questo sesto turno del campionato giovanissimi regionali. Prova subito a reagire però il Giardini che si proietta in avanti col tentativo da parte di Costanzo di sorprendere il portiere Frisone, per poco non ci riesce, il risultato resta di 0-1 quando è ancora il Città di Messina a proporsi in avanti. Il cross al centro, il tentativo di testa ancora una volta da parte di Maceli che però manda alto. Continua il Città di Messina a proporsi in avanti col tentativo dalla lunghissima distanza da parte del numero 5 e capitano Venuti che per poco non sorprende Basile. Ancora il Città di Messina che approfitta di questa palla vacante di Maceli che serve il numero 9 Fiumara che però a tu per tu col portiere non riesce a trovare il gol. L'azione poi si perde e arriva anche il duplice fischio da parte del direttore di gara che manda le due squadre a riposo. Il parziale vede il Città di Messina in vantaggio sul campo del Giardini per 1-0 grazie alla rete siglata al 13° minuto dal numero 6 Majorana. Nel frattempo arriva il cambio per Mister Fiumara, infatti esce Frisone ed entra con il numero 12 l'altro Fisone Edoardo. Nel frattempo è iniziato il secondo tempo, ancora il Città di Messina a giovare della propria panchina, infatti entrano i due fratelli Fasciana per l'uscita dal campo da parte di Gemellaro e Fiumara. Il Città di Messina prova subito a rendersi pericoloso con i neoentrati, il pallone sull'out di sinistra viene messo in mezzo e per poco non sorprende il portiere Basile che però in due tempi riesce a far sua la sfera. Dall'altra parte il Giardini ancora con un calcio da fermo, il tentativo però da parte del proprio capitano Di Bella, si perde altro, poi esce anche Auliera per favorire l'ingresso in campo del compagno. Ancora cambi per il Città di Messina con Spadaro che fa entrare Mondo e infine arriva anche il cambio che vede entrare Lavinia per Majorana. Poi il rilancio lungo da parte di Edoardo Frisone, c'è la spizzata a centrocampo che favorisce Manuel Fasciana che si presenta a tu per tu con il portiere Basile, lo supera con questo destro e il Città di Messina trova praticamente allo scadere del match il gol del 2-0, il gol della tranquillità grazie al proprio neoentrato Manuel Fasciana che al minuto 69 va a fissare il risultato sul 2-0. Di lì a poco triplice fischio da parte del direttore di gara, arriva la prima vittoria per il Città di Messina in questo campionato giovanissimi regionali contro il Giardini per 2-0. E allora amici della Wisport, il più cordiale saluto da Antonio Caroè e alla prossima.